Ospedali aperti la sera per poter fare visite e anche esami, questo un esperimento a Venezia e a Mestre, ma ben presto lo si farà in tutto il Veneto. Il servizio è disponibile per ora nelle strutture sanitarie di Mestre e di Venezia, ma entro un paio di mesi sarà operativo in tutte le USL della regione. Siamo a raccontarvi, contrariamente al solito, di buona sanità. In Veneto, infatti, sono stati reperiti i fondi necessari per ridurre le liste d'attesa. Nell'ospedale di Mestre si potranno d'ora in poi effettuare esami anche dopo cena, sino alle 23. Può essere il paziente giovane che preferisce un orario serale per evitare perdite di ore lavorative, o anche il paziente anziano che magari ha il figlio che rientra dal lavoro con un certo orario e ha la possibilità di accompagnarlo ad eseguire un'indagine. Ma soprattutto ci permetterà questa sfida di fare lavorare di più quelle macchine che inevitabilmente di notte resterebbero ferme. Il tutto per avere un grande risultato, che è quello di combattere fino in fondo le liste d'attesa, quindi curarsi meglio e attendere di meno. TAC, risonanze, mammografie, anche la domenica mattina e nei giorni festivi. 25 i milioni di euro stanziati per il 2013. Saranno almeno 1.500 tra Mestre e Venezia le prestazioni in più erogate sino alla fine dell'anno.